Il SINAP, Sindacato Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, riunirà il suo gruppo dirigente della Sicilia Orientale il domani, giorno 22, a Catania, alla presenza dei massimi vertici dell'organizzazione. Oggi più di ieri è necessario comporre le fila per denunciare pubblicamente contro una politica penitenziaria fallimentare, per esternare tutto il nostro legittimo dissenso, perché ormai la situazione ha superato ogni limite di sopportazione ed è fuori dal controllo dello Stato. Organici sottodimensionati e per il diritto alla sicurezza nei posti di lavoro e il diritto al recupero psicofisico contro lo stato di abbandono in cui versa il personale di polizia penitenziaria della Sicilia, questi temi che saranno trattati. Presente anche il segretario nazionale del sindacato. No, sicuramente il personale in Sicilia e anche in tutta Italia non rimarrà mai abbandonato. Noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare tutti i giorni, non soltanto quel mese d'ottobre, come dice qualche altro dirigente sindacale appartenente a qualche altra organizzazione sindacale. Noi abbiamo lavorato e lavoreremo tutti i giorni, sia per quanto riguarda le aggressioni del personale di polizia penitenziaria, sia per quanto riguarda il contratto di lavoro che stiamo intervenendo con i massimi vertici sia del governo con la nostra segreteria generale, e sia anche per quanto riguarda gli ultimi eventi che sono accaduti sia a Frosinone che a Sollicciano, con l'ultima direttiva della circolare del Dipartimento, che naturalmente l'unica cosa che ha saputo fare è sminuire il corpo di polizia penitenziaria e avvalorare la tesi di chi delinque naturalmente deve essere agevolato. Vedasi che le perquisizioni, la circolare emanata dal capo dipartimento, le perquisizioni deve essere straordinarie, che servono per andare a ritrovare eventualmente oggetti non consentiti. Per esempio, oggi abbiamo il fenomeno dei cellulari, che naturalmente dentro gli istituti penitenziari sono ormai colmi di cellulari. Noi dobbiamo dirlo prima naturalmente al DAP e successivamente come corpo di polizia dobbiamo dirlo anche al garante dei detenuti. Allora noi non riusciamo a comprendere quale sia allora l'importanza di andare a fare un'informazione straordinaria. È come dire al ladro: vedi che stiamo venendo e che è stato rubando, stiamo venendo a arrestare. Questo è inconcepibile. Poi la sicurezza è demandata ai prefetti, non è demandata a una circolare dipartimentale, e naturalmente noi stiamo cercando di mettere in campo tutte quelle iniziative previste dalla legge, sia di una manifestazione a livello nazionale e sia delle diverse manifestazioni che abbiamo fatto in passato davanti alle prefetture, investendo proprio il prefetto come massimo organo per mantenere l'ordine e la sicurezza dei cittadini.